Il ritorno della neve in Veneto alla vigilia della primavera, disagi sulle strade per forti rallentamenti, accumuli notevoli in montagna, anche le spiagge imbiancate. Maltempo e acqua alta, Venezia la scorsa notte 124 cm sul medio mare, record del 2018, a Chioggia 141 cm e stasera nel capoluogo lagunare si attende il picco a 130. Dramma nella Castellana, non concede la carta di credito alle figlie per una vacanza a Praga, mamma trevigiana pestata a sangue e minacciata con un coltello dalle giovanissime. Musile di Piave sotto shock per la fine del 90enne Aldo Garatto, morto nel logo della sua abitazione. All'alba di ieri una sigaretta accesa, forse causa dell'incendio. Le dichiarazioni di Felice Maniero e l'ombra di una nuova mala del Brenta. Stasera torna a Ring, in studio tra gli altri gli autori dell'ultima intervista a Faccia d'Angelo, l'ex procuratore Foiadelli. Multa di 500 euro e denuncia nei guai un 70enne padovano pizzicato dai carabinieri ubriaco al volante assieme a una prostituta di 20 anni. È riuscito a superare un tumore al pancreas e correrà alla prossima Venice Marathon. La storia di Fabrizio Stevanato e della sua iniziativa per ridare speranza ai malati. Non solo a Natale, esiste una tradizione anche per il presepe di Pasqua, tra i pochi a realizzarlo in Veneto un'appassionata trevigiana. Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto in primo piano di questa edizione, con il ritorno della neve anche in pianura proprio alla vigilia della primavera. Disagi sulle strade per rallentamenti, notevoli accumuli di neve soprattutto in pedemontane, in montagna, ma anche il litorale con le spiagge che si sono svegliate imbiancate questa mattina. Dunque, per fare il punto della situazione andiamo a Treviso, dove vedo già in collegamento in diretta Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Lucio. Buongiorno Lucio, sei in diretta. Spettatori di Antenna 3, la prima bella notizia è che non nevica più. Per il momento la nevicata è sospesa. Sì, vi sto sentendo, tu mi senti dallo studio? Sì Lucio, vai. Mi sentite? Mi sentite dallo studio? Sì Lucio, ti sentiamo forte e chiaro. Grazie, perché c'è stato un piccolo problema di collegamento. Allora dicevo, la prima bella notizia è che non nevica più e non sta neanche piovendo. Molto bene, vi stavo dicendo, qui la temperatura si sta lentamente rialzando, sono nella rotatoria di Treviso Sud dove il traffico sta scorrendo. Perché qui? Perché oggi nella A27 c'è stato, diciamo così, i maggiori problemi di traffico rallentato. Non ci sono stati grandi incidenti, solo che la percezione del traffico era, come dire, di timore, vista la grossa nevicata che è iniziata questa mattina intorno alle 6:30 a Treviso e in pianura in genere. Comunque adesso con Roberto Dorigon in regia chiedo di poter far vedere le immagini che abbiamo girato questa mattina un po' da tutte le parti del Veneto. Dicevamo appunto, la pioggia fitta di ieri si è trasformata in fiocchi bianchi in molte aree della pianura, soprattutto nel Veneto nord-orientale. La nevicata più consistente è stata tra le zone di Sandona di Piave e di Portogruaro, perché il vento veniva da est, un vento di bora, quindi molto freddo, dove appunto i fiocchi hanno cominciato a cadere veramente copiosi. Ci sono state delle difficoltà sulla A4 e appunto sulla A27, comunque la neve adesso si è sospesa. A Padova invece c'è stata neve mista a pioggia che non ha attecchito. Per quanto riguarda invece diciamo così, i disagi soprattutto nella zona di Mestre, c'è stata la CTV che ha allertato i cittadini su possibili ritardi nelle linee di terraferma. Ci sono stati disagi per quanto riguarda le linee pubbliche degli autobus un po' dappertutto. Pensate che a Palazzo Balbi è saltata ad esempio una conferenza stampa sulle aperture domenicali perché è stato difficile
arrivare in laguna. Allora, per quanto riguarda invece la montagna, ha portato un aumento dai 15 ai 20 cm con 15 cm di neve a Cortina, 10 ad Asiago, mentre la neve caduta ieri supera i 20 cm nella zona dell'altopiano vicentino e sulle prealpi veronesi. La nuova neve praticamente porta 1,5 metri di neve sulle Dolomiti, soprattutto nelle zone in quota, quindi si parla delle Dolomiti meridionali, ad Alleghe e sui monti alti di Ornella, quindi a Rabba, dove lo spessore, pensate, riesce a raggiungere anche i 2 metri. E adesso invece andiamo con le immagini su Venezia, perché ieri sera c'è stata l'acqua alta che ha toccato i 124 cm sopra il medio mare, e in attesa invece un'altra in serata, una punta di marea superiore al 1,5 metri. Terminiamo con diciamo così l'ultima notizia legata invece a Chioggia, scusate perché sono gli appunti, dove l'acqua alta ha toccato i 141 cm scavalcando le barriere artificiali minimose, tanto per intenderci, a difesa del centro storico. E tutto questo naturalmente è interessato al maltempo, con piogge ovunque, venti forti, precipitazioni nevose, e comunque adesso invece rientriamo qui in rotatoria a Treviso Sud, perché con noi c'è il nostro generale Giancarlo Iannicelli per le previsioni delle prossime ore, dei prossimi giorni. Come diceva, l'aria umida ieri provocava pioggia, poi questa mattina si è alzata questa bora, ha raffreddato, ha fatto abbassare le temperature, abbiamo avuto nevicate sicuramente sui rilievi ma anche in pianura, questa confluenza di aria fredda con aria umida. Ora l'aria umida si è attenuata, prevarrà la bora, quindi avremo ancora del vento, ma non dovremo avere più precipitazioni nevose assolutamente in pianura. Andremo a ghiacciare? Ecco, quindi una nuvolosità irregolare, per domani anche qualche schiarita temporanea, poi ancora un po' di instabilità, però ripeto, non è prevista neve, non essendoci più l'aria umida. Le gelate notturne non sono previste, ci avvicineremo allo zero, ma non sono previste gelate diffuse durante la notte e le prime ore del mattino. Diciamo che dei rasserenamenti a metà settimana potremmo avere un ulteriore abbassamento della temperatura, siamo come minimo a 3-4 gradi sotto la media, e purtroppo l'informazione è questa, che questo flusso più o meno intenso di bora, di aria balcanica, continuerà per diversi giorni, quindi pioverà sulle palme? Ecco, per adesso la caratteristica dei prossimi giorni, dicevo, sarà ancora di temperature sotto la media. Le previsioni, diciamo, a media e lunga scadenza ci danno un po' di instabilità proprio a ridosso della Pasqua, quindi poi confermeremo, naturalmente potremo avere sia le palme, no, ma più che le palme, io parlavo di Pasqua e Pasquetta. Per le palme invece, ecco, dovremmo avere, purtroppo anche per le palme, adesso pensando, ci sarà anche possibilità di qualche breve precipitazione. Se non ci sono domande da studio? No, grazie Lucio, grazie per questo collegamento, ci risentiremo naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri TG con tutti gli aggiornamenti su questa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra regione. Proseguiamo ora con la cronaca, perché arriva dalla Castellana la storia davvero inquietante di una mamma picchiata e minacciata con un coltello dalle sue 2 figlie di 17 e 20 anni. Sentiamo perché. Picchiata brutalmente e minacciata con un coltello perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito, non a ladri o rapinatori ma alle sue 2 figlie di 17 e 20 anni. L'episodio sconcertante si è verificato in un comune della Castellana e risale a circa 1 mese e mezzo fa, quando le 2 ragazze, dopo aver deciso di voler trascorrere qualche giorno di vacanza a Praga, hanno chiesto alla madre il codice della carta di credito per pagare online il viaggio. Al rifiuto della donna, violentissima la reazione delle figlie, schiaffi, pugni, la mamma ha cercato di sottrarsi alla furia delle ragazze, ma è stata bloccata e minacciata con un coltello. Alla fine la donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all'ospedale di Castelfranco, dove i sanitari l'hanno medicata. 7 i giorni di prognosi per lesioni fortunatamente lievi, anche se le ferite veramente gravi sono quelle nell'animo della mamma. Dell'episodio sono stati informati anche i carabinieri. Le 2 ragazze sono state denunciate per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Essendo una delle 2 figlie ancora minorenne, è stato interessato del caso anche il Tribunale dei minori.
A Musile di Piave ora il paese è ancora sotto shock per la fine del 90enne Aldo Garatto, morto nel rogo della sua abitazione all'alba di ieri. Una sigaretta accesa o lo scaldino del letto, la causa delle fiamme. Ci aggiorna in diretta da Musile Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno, da Musile di Piave c'è cordoglio in paese dopo la morte di Aldo Garatto, il 90enne che ha perso la vita nell'incendio divampato sabato notte in casa. Ora si spera che la cognata, rimasta intossicata, portata in ospedale, si riprenda al più presto, mentre si stanno vagliando le varie ipotesi sulle possibili cause che hanno innescato le fiamme quella notte. Le più accreditate allo Stato sarebbero una possibile sigaretta rimasta accesa o un eventuale cortocircuito allo scaldino. È esclusa comunque ogni possibile origine dolosa. L'anziano sarebbe stato trovato ancora con l'accendino in mano e probabilmente si è accorto di quello che stava accadendo. Tra l'altro lui non era ancora vestito diciamo in pigiama e quindi non era pronto per andare a dormire, ma purtroppo con tutta probabilità ha perso i sensi prima di potersi mettere in salvo. La donna invece stava dormendo al piano di sopra con la porta chiusa, è rimasta intossicata dal fumo, ma secondo i vigili del fuoco non sarebbe in gravi condizioni. A lanciare l'allarme è stato un nipote che abita poco distante e che ha visto uscire fumo e fiamme da una finestra e quindi ha chiamato i vigili del fuoco. I tentativi di avvicinarsi per lui però sono risultati vani perché ormai le fiamme erano troppo alte. Nell'abitazione è stato eseguito anche un sopralluogo ed è possibile che il magistrato disponga il sequestro della porzione dell'immobile interessata dal rogo per poter permettere ulteriori indagini. Da Musile di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed ora a Cison di Valmarino il duplice delitto di Rolle, mentre il legale dell'accusato valuta il ricorso al Tribunale del Riesame, i carabinieri del RIS sono al lavoro sul materiale sequestrato nella casa della famiglia del presunto assassino. Sentiamo. Telefoni cellulari e computer al setaccio dei carabinieri del RIS sono quelli che gli investigatori hanno sequestrato nella casa della famiglia di Sergio Papa a Refrontolo in cerca di elementi che supportino il quadro accusatorio nei confronti del 35enne ritenuto il responsabile del duplice massacro di Rolle. Sequestrati su disposizione della procura anche i cellulari dei genitori e dei fratelli, affidati a un esperto che dovrà cercare di recuperare anche eventuali tracce di conversazioni o messaggi cancellati. 60 giorni per dare una risposta, allo stesso tempo che il RIS ha a disposizione relativamente a eventuali impronte e tracce biologiche sulla scena del delitto. Papa, rinchiuso in carcere a Santabona, continua a negare di aver ucciso la mattina del 1° marzo i coniugi Loris Nicolasi e Anna Maria Niola nella loro casa di via Marzolle, massacrati a colpi di roncola e lasciati senza vita nel cortile dietro l'abitazione. Fino a giovedì il suo legale, l'avvocato Pier Giorgio Oss, ha tempo per presentare istanza di modifica della misura cautelare al Tribunale del Riesame di Venezia e chiederne la scarcerazione. Dal Padovano ora la cronaca con la storia di un 34enne arrestato per stalking nei confronti della ex moglie. Era arrivato a telefonare all'ex moglie anche 50 volte al giorno, ora per lui si sono aperte le porte del Due Palazzi. In manette è finito un 34enne di origine tunisina, residente a Selvazzano, che era già stato condannato in primo grado per maltrattamenti in famiglia e stalking. Visto l'aggravarsi della situazione, gli agenti della Mobile di Padova si sono presentati nella sua abitazione per condurlo in carcere. Un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. La scoperta nella notte in un appartamento di Piazza Martiri della Libertà a Longarone. I primi accertamenti sanitari fanno presupporre che la morte sia sopraggiunta per arresto cardiocircolatorio causato da assunzione di stupefacenti. La vittima era nota anche alle forze dell'ordine proprio per i suoi trascorsi legati all'uso di droga. Sul posto hanno eseguito i rilievi di legge i carabinieri di Longarone. Ed ancora cronaca dal Padovano, multa di 55 euro e denuncia. Brutte notizie per un anziano di Padova sorpreso dai carabinieri in zona industriale dopo davvero una notte brava. Sentiamo cosa è successo.
È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma anche per essere stato pizzicato in auto con una lucciola. Un padovano di 71 anni, infatti, nonostante fosse ubriaco, si è messo al volante, facendo salire a bordo anche una nigeriana di 24 anni in via Lisbona, zona industriale. Ma quando i due si sono appartati, sono stati individuati dai carabinieri che stavano effettuando dei controlli straordinari per il sabato sera. A quel punto la ragazza, impaurita, ha cercato di fuggire e poi si è rifiutata di dare le generalità ed è stata denunciata, mentre l'anziano è stato denunciato per la guida in stato di ebbrezza e multato di 500 euro per essere stato sorpreso con la lucciola, come prevede il regolamento comunale. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, un'ultima ora che ci arriva da Venezia e con la macabra notizia della scoperta in un'abitazione nel sestiere di Dorsoduro di un corpo in avanzato stato di decomposizione, quasi mummificato. La macabra scoperta risale appunto a ieri, ma la notizia si è diffusa solo poco fa, quando un vicino di casa ha chiamato in caserma per segnalare la presenza di un cadavere all'interno di una abitazione che sembrava essere abbandonata da tempo. Nell'abitazione sono intervenuti i carabinieri che in un contesto insomma di generale abbandono e fatiscenza hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto dal medico legale pare che la salma sia quella del proprietario dell'abitazione, un uomo del 43 pensionato celibe che risultava essere stato cancellato dall'anagrafe del comune nel 2013 in quanto irreperibile. Sebbene sul cadavere non siano stati riscontrati dei segni di violenza che potrebbero ricondurre alla morte ad un evento traumatico, la salma è stata portata all'ospedale civile di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'esatta identificazione e anche di reperire qualche parente dell'uomo. Una storia ora di speranza per i malati, è quella di Fabrizio Stevanato, è riuscito a superare un tumore al pancreas e a poco più di un anno dall'intervento che gli ha salvato la vita correrà la Venice Marathon. Sentiamo. La mia storia comincia il 27 aprile del 2017 e quando mi è stato diagnosticato un tumore al pancreas. Da lì è cominciato un percorso chirurgico, prima di tutto a Verona, all'Istituto della Chirurgia del Pancreas. Fortunatamente è andata bene e sono riusciti a trattare la cosa e a risolvere il problema. Un intervento lungo 8 ore che ha lasciato il 43enne Fabrizio Stevanato guarito ma debilitato al principio di una lunga convalescenza. Ci sono voluti oltre 2 mesi perché potesse uscire di casa per la prima volta per un giro in piazza nella sua annuale. 250 metri di passeggiata che hanno richiesto quasi un'ora di tempo. Mi è stato detto che dovevo fare un po' di attività sportiva, diciamo attività fisica moderata. Moderato non mi piace come termine e da lì con il mio chirurgo abbiamo deciso che la sfida sarà quella di fare la maratona di Venezia 2018. Così Fabrizio ha cominciato a correre e da allora non si è più fermato. Oggi si allena per 2 ore ogni giorno della settimana, ritmi da professionista con l'obiettivo di fare un buon tempo alla Venice Marathon del prossimo ottobre al grido di corri muso al cancro. Ho capito che la mia esperienza poteva essere di aiuto per gli altri durante una conversazione col mio chirurgo, racconta. Eravamo alle macchinette del caffè pochi giorni dopo l'intervento e lui è stato preso d'assalto dai familiari preoccupati degli altri pazienti. E mi ha indicato come esempio, guardate questo qui è appena stato, ne è appena uscito. Questi mi hanno guardato con 2 occhi come dire ma noi ci hanno sempre detto che il tumore al pancreas non dà molte speranze e quella per me è stata una molla incredibile per darmi da fare per veicolare questo messaggio. Grazie alla collaborazione di alcuni sponsor, Fabrizio sta inoltre raccogliendo fondi per comprare nuovi PC al reparto che gli ha salvato la vita. Ma la cosa più importante, spiega il messaggio a chi è stato nella mia situazione e prova la tentazione di arrendersi. Il tumore al pancreas purtroppo è uno dei più difficili da trattare ed è quello che oggi forse dà meno speranza di guarigione.
però i numeri ci sono, seppur bassi, ma ci sono, e quindi bisogna cercare che questi siano dalla tua parte. Ed ora la nostra rubrica dedicata ai vostri oggetti della Grande Guerra. Oggi vi chiediamo di aiutare a trovarci i nipoti del Fante che ha perso in trincea il suo libro di preghiere. Sentiamo. Libro di Coccolo Sante, di Antonio e di Bergamo Maria, del comune di Portogruaro, mandamento di Portogruaro, provincia di Venezia. Inizia così la storia di questo libricino, una storia di fede, sicuramente di paura per la morte, ma sicuramente di guerra, della Grande Guerra, perché questo libro è rimasto in trincea quando il proprietario è andato all'assalto del nemico. Per ricordo da quella povera famiglia, gennaio 1917, soldato 123esimo reggimento fanteria, quinta compagnia, quarta compagnia zona di guerra, trovato in operazione in guerra 1914-18. Un nome, Sante Coccolo, che sarebbe scomparso nei 1000 rivoli del conflitto che infiammò il mondo intero se una mano buona non avesse raccolto il suo libretto, ma soprattutto segnato nelle pagine la testimonianza della sua presenza. Questa Cis Virginia era proprio da Bezzeca e probabilmente l'ha ritrovato, questo povero soldato l'ha perso. Una storia dimenticata che rivive grazie alla passione di chi come Gianni Tronchin cerca negli oggetti del passato quei segni che ci devono far riflettere per non sbagliare nel futuro. Ci insegna che questa persona che l'ha ritrovato ha voluto dare un nome, ha voluto dare un segno, ha voluto dare un qualcosa che rimane nel tempo. Bazzecca è un borgo trentino a nord-ovest del lago di Garda dove combatterono i fanti abruzzesi del 123esimo battaglione Chieti, molti dei quali ora riposano nel sacrario del Monte Grappa. Ma Sante Coccolo in guerra ci arrivò da Portogruaro. Sono riuscito a capire che era di Gruaro ed era nella lista di leva del 1875. Mi piacerebbe sapere se qualche nipote avesse avuto conoscenza di questo suo nonno che ha fatto questa guerra. Ecco, speriamo naturalmente che anche grazie a questo appello, se ci sono dei parenti di questo soldato, possano in qualche modo riallacciare anche un contatto con lui. Segnalateci quindi tutti voi telespettatori se avete oggetti legati alla Grande Guerra, vedete i contatti in sovraimpressione. Treviso@antena3.it se volete inviare una mail oppure se volete mandare un sms o un messaggio WhatsApp, il numero è 340 321 8728. Questi i recapiti dunque per la nostra rubrica dedicata alla Grande Guerra. Ed ora parliamo di presepe pasquale, una tradizione sicuramente molto meno diffusa rispetto a quella del Natale, molto amata soprattutto nel sud Italia. In Veneto sono davvero in pochi a farlo, ma qualche appassionato c'è. Vediamo. Se pensavate che il presepe si fa solo a Natale, vi sbagliate e chi entrerà nella chiesa di Mignagola ne avrà la prova. Le statuine in ceramica, le case, le palme, i fondali. È da più di un anno che Cristina Zaniol si è impegnata per la sua realizzazione. Questo presepe è una novità perché lo fanno in pochi. È diversi anni che cercavo di farlo perché secondo me era qualcosa di diverso, non sempre il solito presepio, e allora quest'anno assieme con altre persone ho cercato di presentarlo alla parrocchia. Nel presepe di Pasqua viene raffigurata tutta la passione di Cristo, l'ultima cena, Gesù nell'orto degli ulivi, Cristo giudicato da Pilato, la crocifissione, la morte e la sepoltura, infine la risurrezione. Queste belle statuine sono difficili da trovare, sono particolari, sono diverse dal solito. Non solo quelle di Natale perché appunto hanno un'altra raffigurazione. Per molti aspetti questa celebrazione è la festa più importante della religione cristiana, rappresenta il momento in cui Gesù Cristo è morto e risorto.
dimostrando di essere realmente il figlio di Dio. E visto che il presepe si fa per festeggiare la sua nascita, perché non farlo anche per celebrare la sua risurrezione? La gente mi ha fatto tanti complimenti perché è una cosa che loro non hanno mai visto. È un'idea nuova che potrebbe essere anche proposta in altre parrocchie. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, subito dopo il TG torna ore 13, si parlerà di promesse elettorali, attuabili o bufale, il titolo della puntata di oggi. Ospiti in studio Vito Comencini, deputato della Lega Nord, Paolo Righetti della segreteria della CGIL del Veneto e Antonella Tocchetto, consigliere comunale del Partito Democratico di Treviso. E poi questa sera torna come sempre 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, Mario Conte, candidato sindaco di Treviso per la Lega. E poi ancora in prima serata 21:15, come ogni lunedì, torna Ring, la politica alle corde. Questa sera al centro della puntata sarà la nuova mala e la vecchia mala del Brenta. Le dichiarazioni di Felice Maniero, l'ombra di una nuova mala. Questa sera appunto torna Ring. Tra gli altri ospiti in studio ci saranno anche gli autori dell'ultima intervista, Faccia d'Angelo, poi l'ex procuratore Fogliadelli e ancora la zia di Cristina Pavesi, la giovane di Conegliano, vittima della ferocia della banda. Appuntamento quindi con Ring alle 21:15. Ed è davvero tutto per questa edizione. Ci lasciamo con il nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Migliora il tempo, la settimana inizierà all'insegna di un ampio soleggiamento praticamente ovunque sul Triveneto. Nel dettaglio, sul Veneto cielo irregolarmente nuvoloso con qualche residuo piovasco al mattino, specie sui monti, asciutto altrove e anche con ampi spazi soleggiati. Diamo uno sguardo alle temperature che risulteranno essere in calo, le minime saranno infatti comprese tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi tra 4 e 7 gradi circa. Tempo asciutto e stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, al massimo con qualche nube a carattere sparso. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 6 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 10 e i 14 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche fenomeno, specie nella prima parte della giornata, sui settori meridionali della nostra regione, meglio altrove con più sole. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime comprese tra 9 e 12 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.